Daniela Marzullo. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto vedere tanta gente qui stasera per te, Laura, riapre il cuore alla speranza, perché è di quello che noi abbiamo bisogno. Vogliamo superare le logiche vecchie. Siamo qui con te perché da sindaci credo sappiamo qual è il significato, il peso del lavoro quotidiano della trincea e anche delle difficoltà che ricordava Bruna a un confronto sui tavoli istituzionali con chi sta governando i nostri territori sia a livello della provincia che della regione. Laura poi insomma non ha bisogno dell'espresso sostegno perché tutti la conosciamo per il lavoro che ha fatto, per la chiarezza, per la trasparenza con cui si è posta, per le sue qualità anche umane di capacità di relazione e di rapporti. Io vorrei fare qualche considerazione sulla situazione generale che davvero mi appassiona poco ma mi fa soffrire molto del dibattito interno al partito sulla scelta della candidatura che vediamo in questi giorni sui giornali. Noi non abbiamo bisogno di farci male da soli, abbiamo bisogno di imparare o di imparare di nuovo, di sentire profondamente l'esigenza di ricostruire. Qualcuno l'ha detto prima di me, abbiamo bisogno di un candidato forte, che abbia grosse potenzialità. Non vogliamo compromessi, contiamoci pure, però andiamo avanti per quella che noi riteniamo sia la strada da percorrere. E allora saremo anche disposti a rimanere lì e a costruire nel tempo, perché quello della politica non può più essere solo il lavoro, del grosso lavoro dell'individuazione di una candidatura, magari a 2 mesi dalle elezioni, e poi di alchimie di voti o di alleanze o di quant'altro. Bisogna anche avere il coraggio, nella situazione in cui ci troviamo, di guardare lontano e dire investiamo per il futuro, con una candidatura seria, autorevole, l'unica consapevole, che avrà certamente il sostegno di tanti, così come ha avuto risultati qui nel suo comune, al di là e al di sopra di quelli che possono essere gli schieramenti. Allora io volevo fare anche una proposta, già condivisa con qualcuno dei colleghi. Voglio dire, facciamo un supporto di sindaci, non necessariamente targati, noi non abbiamo bisogno, noi non andiamo in giro con l'etichetta del PD quando facciamo gli amministratori, non siamo come i colleghi della Lega che anche da ministri non riescono a sottrarsi al loro fazzoletto verde o alla cravatta verde dentro i taschini, che è un insulto al proprio ruolo istituzionale. Anzi, noi siamo quelli che più attenti, semmai siamo certo non a quelli che ci hanno votato, ma ai bisogni del territorio e semmai a quelli che non ci hanno votato, per recuperarne faticosamente il consenso su valori di trasparenza politica, di efficacia di interventi. Noi non facciamo solo chiacchiere, però vi prego, non soffriamo troppo. Io sono stanca di soffrire e di decidere un giorno sì, un giorno no, di questa tessera che ho così con il cuore preso che cosa farne, perché noi abbiamo un percorso lungo davanti, faticoso. Sapete cos'è che mi angustia in questi giorni? Che sui giornali nazionali c'è un enorme dibattito su quello che succederà in Puglia, su quello che succederà in Lazio e del Veneto, che è riconosciuto come una locomotiva assoluta, cardine dell'economia di questo paese. Non si spende una voce. Poi mi consolo e dico, forse è anche meglio così, perché ne verrebbero fuori di quello. Ma questa è. Però è vero, capite? Allora noi abbiamo bisogno di questo, della consapevolezza che la candidatura di Laura è assolutamente credibile, è l'unica possibile. Io non andrò a votare se ci saranno altre questioni, lo dico chiaramente. E mantengo la tessera del partito perché ho fatto il sindaco in questi anni, ho fatto amministrazione in questi anni, nella convinzione profonda che a volte mi tengo solo per me perché grossi risultati non ne ho visti, che è quella che la politica in questo paese si può cambiare solo dal basso, solo costruendo dentro nelle realtà in cui lavoriamo, viviamo, ci confrontiamo,
il fatto che la gente si rinnamori del dibattito politico, ma dell'impegno sociale e civile, e non necessariamente solo dello schieramento ormai così a livello di tifo calcistico per questo o quell'altro, l'amore, l'odio e ste robe qua che ormai credo siano insopportabili per tutti. Allora Laura, io voglio dire, noi sindaci vogliamo essere tutti con te, vedo qui degli altri colleghi, mi piacerebbe tanto fare un coordinamento tra di noi, ci sono tante liste civiche, che vada oltre gli schieramenti, che vada nella logica di candidare un amministratore serio che ha dato in questi anni dimostrazione dell'efficacia del suo intervento, che possa dare a questo territorio risposte che non siano soltanto le chiacchiere di un Galan che, scusatemi, alla fine l'uomo del Veneto, imprescindibile da tutti i punti di vista, però appena gli hanno svenuttato il ministero non si sa quale sarà, quale competenza avrà lui per applicarlo, forse sarà la pesca o la caccia, no, forse ha detto subito di sì e se ne andrà a Roma bello tranquillo. Allora Laura, noi siamo con te, tutto quello di cui avrai bisogno e che ci chiederai, te lo metteremo assolutamente a disposizione, a cominciare da un invito che ti faccio qui a fine gennaio alla festa del radicchio ad Ossò. Grazie.